Sesta corsa, cavalli anziani di categoria F sono in 9 al via, 2 ritiri, il 2 e il 6. Lo schieramento 1 Zenith Jet Matteo Orlando, 3 Violet and Glory Daniele Cuglini, 4 Seduttore Park Davide Alessandro D'Antoni, 5 Ursus TFT Patrizio Baldi in seconda fila, 7 Radio Wise Roberto Vecchione, 8 Urbi e Torbi Jet Vincenzo Gallo, 9 Tilde Matti Emanuele Ossani, 10 Tresor ZS Andrea Farolfi, 11 Tomos Daghi Marco Stefani. Stacco della macchina, veloce Violet and Glory con all'esterno Seduttore Park, poi il 5 di Ursus TFT che cerca di parcheggiare, partito veloce Tomos Daghi, approfittando del fatto di non avere nessuno davanti, alla fine passa Seduttore Park al comando su Violet and Glory. Subito all'esterno Tomos Daghi che avanza, poi al terza alla corda Zenith Jet. Cavalli sulla retta di là, con in vantaggio Davide D'Antoni, con Seduttore Park, primi 400 metri in 29,6. Attacca all'esterno Tomos Daghi, con Marco Stefani. Vediamo se riuscirà a passare, c'è ancora in testa però Seduttore Park. Prosegue il duello, arriviamo ai 600 in 45 secco, con Tomos Daghi che insiste all'esterno, ma non è ancora passato il figlio di Ideale Luis. Ora, dopo un giro esatto, non ancora è passato, sempre Seduttore Park che è riuscito a tenere i piedi di dentro al passaggio, con il numero 3 di Violet and Glory sempre seconda alla corda davanti all'1 di Zenith Jet, chilometro molto svelto in 1:14,3. Ancora Tomos Daghi che insiste al largo, ma dalle retrovie c'è la volata di Radio Wise che prende tutti di infilata e passa con una frazione in 14,4 l'allievo di Roberto Vecchione e passa al comando. Radio Wise che rientra dopo tanto tempo, ma ha dimostrato il parziale che gli ha caratterizzato la carriera. 14,1, si presenta nettamente isolato in avanti Radio Wise, Roberto Vecchione. La lotta ormai è solo per il secondo posto, viene a vincere Radio Wise, mentre per il secondo probabilmente il 10 di Tresor ZS su uno stoico Tomos Daghi. 1:13,6 la media al chilometro per Radio Wise, il figlio di Turbo Sun della scuderia Cumana, tornato in grande ordine con un bellissimo 600 metri finali, trovato cavalli stanchi che avevano duellato durante il percorso, ma la frazione è stata veramente notevole per allievo di Holger Ehlert, Roberto Vecchione in sulchi. La quota in chiusura da favorito di 2,81.